Caro, vado dal parrucchiere, dopo passerò dal salumiere e dal macellaio per fare delle compere. Agata, tu non esci! In questa casa chi comanda? Sono io! Lo sapevo io. Ricordati che la donna moderna oggi è alla pari con l'uomo. No, sbaglio c'è. In questa casa chi comanda è il mascolo. Perciò io sono il mascolo e devo mascolineare. E la donna deve sottostare all'uomo. Perciò tu non esci. Io esco quando mi pare e piace, capito? Mizzica, che mogliere, che capitai, moderna e malanzina. Compare Ciccio, come state? Ah, compare, lasciatemi dire, che è un diavolo poi ogni capito. Ma perché? Cos'è successo? Che succede io? La moglie dice che è moderna e ne esce sempre. Ma perché voi dubitate sull'onestà di vostra moglie? No, No, perché vedete compare, se voi volete togliere questo dubbio è facile, ditemi la vostra casa di quante persone è composta. Siamo io, mia moglie, mia cognata e mio zio Babalecco. E allora è facilissimo, chiamate ognuna di queste persone e direte ho scoperto tutto, ho ucciso l'amante di mia moglie e poi vedrete cosa vi risponderanno. Compare, tutto questo è un trucco. Ah, pitrucco, bello, mi piace, proviamo. Cammellina! Chi c'è, cognato mio? Ho scoperto tutto! Chi fu? Ho ucciso l'amante di mia moglie! Povero salumiere! Chi? Perché succede la casa china di salame, provolone, madre, Compare, ma quale trucco? A verità risultò. madre, zio Carmelo! Cucu. E chi è un orologio a cucù? No, chi fu? Ho scoperto tutto! Io sono. Tu suoni e io ballo, ma... No, io sono innocente. No, ho ucciso l'amante di mia moglie! Fatti un seno, a mattepaglia si cambia! Ah, po. Sinivo a popò e io feci 7,5. No, povero farmacista. Mizzica, un farmacista, salumiere, ma non è una cosa seria!